A Bari assembramenti e movida fuori controllo la notte scorsa vicino al lungomare, poche mascherine e nessun distanziamento, la denuncia dei residenti della zona. Caterina Proietti. L'inizio del fine settimana, stesse scene già viste altrove. Qui siamo a Bari, via a Brescia, nel cuore del quartiere Umbertino. Centinaia di persone, giovani e giovanissime, a poca distanza gli uni dagli altri. Molti senza mascherina, rimasti per strada nonostante i locali avessero già chiuso nel rispetto delle regole. Non tutti riescono a capire che bisogna mantenere la distanza sociale. Noi insistentemente con i nostri operatori, con i nostri ragazzi diciamo di allontanarsi, però ci sono delle fasce di ragazzi di età che fanno fatica a capire che la situazione non è facile da gestire. A riprenderli dall'alto sono stati tra venerdì e sabato notte i residenti della zona che denunciano da giorni un comportamento irresponsabile. Non abbiamo risolto nulla praticamente perché gli assembramenti ci sono sempre purtroppo. Io ho anche chiamato i vigili per risolvere la questione perché qua si crea il macello la sera. Penso che siano degli incoscienti perché in questo periodo comunque di precauzione soprattutto bisogna essere molto attenti. Immagini che preoccupano gli stessi commercianti in vista dell'avvio della stagione turistica. Il rischio di una ripresa dei contagi potrebbe trasformarsi in un colpo di grazia per l'economia locale. Ci affidiamo anche al buon senso della nostra clientela che rispetti le nostre indicazioni. Torniamo all'estero perché da lunedì in Gran Bretagna scatteranno nuovi allentamenti ed aperture, ma gli esperti non sono d'accordo.